Cari amici della Via dei Presepi, ben ritrovati, buon 2025 a tutti. Questa è una puntata speciale, siamo a Santa Maria di Fletto, siamo con i tre amici del Presepio, Walter, Flavio e Giulio, e siamo al cospetto di un presepe particolare, vero Flavio? Sì, esattamente particolare, perché quest'anno abbiamo dedicato il presepio al nostro amico Alfredo Canzan, recentemente scomparso, il quale aveva ideato e progettato quello che state vedendo adesso. È un presepio ambientato nel comune di San Pietro del Feletto e precisamente nella Ruva di Feletto, e abbiamo realizzato l'eremo camendolese, che è stato costruito nel 1660. La varia storia di questo presepe le è stata tramandata oralmente da Alfredo, che aveva tutta la conoscenza. Infatti ci ha portato tutti i documenti e tutti i disegni che ci hanno permesso di realizzare l'opera che state vedendo. Flavio, sento e si nota comunque anche negli occhi dei nostri collaboratori, Walter e Giulio, tanta emozione. Un ringraziamento è dovuto a tutti quanti, perché veramente avete portato alle nostre spalle a compimento una bellissima opera. Quindi non resta che dire ai nostri telespettatori quali sono gli orari e dove ci troviamo per farli venire qui a visitarlo. Il presepio è aperto tutte le domeniche fino alla prima domenica di febbraio. È aperto dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Come avete capito, l'emozione è tantissima, quindi noi vi perdoniamo, io in primis, perché anche Alfredo era un nostro amico, era un mio amico. Vi chiedo perdono per la brevità di questa puntata, come lo sarà anche un'altra puntata che toccheremo in questo percorso. Vi chiedo perdono perché l'emozione è tantissima e il lavoro del volontariato che c'è dietro questo presepe, come quello dietro a tanti presepi, è tantissimo, perché è frutto di lavoro, di sacrificio, di ore perse alla famiglia, dedicandole a voi tutti, perché a voi tutti questi presepi sono dedicati. Quindi andateli a visitare, visitate il nostro territorio, dite un grazie a tutti i volontari. Noi ci vediamo alla prossima puntata e continuiamo ad augurarvi un buon 2025, che sia un anno proficuo e di buon auspicio per tutti. Buon Natale a tutti da Walter, Flavio e Giulio e Luigi. Grazie. Grazie.